Tanti dei soccorsi dello Stato italiano, che sono stanchi di pagare e tacere per poi ricevere in cambio di servizi, arroganza, bugie e criminalità di ogni genere, che sono stanchi di farsi derubare dall'assurda fiscalità italiana, ma che ancora non hanno la forza di ribellarsi a questa condizione di schiavitù, perché si trovano a dover lottare da soli contro un nemico spietato, dai militari. Veneti. Il costituito Veneto Serenissimo Governo è l'unico erede e custode della storia, dei valori, delle tradizioni e dello spirito del popolo veneto e della Veneta Serenissima Patria. Il Veneto Serenissimo Governo si è costituito il 25 gennaio 1987 per volontà di indomiti patrioti veneti, coscienti della loro storia e animati dal millenario spirito veneto. Il Veneto Serenissimo Governo non intende più sopportare lo sfruttamento coloniale, il degrado morale, spirituale ed economico, la pacificazione della nostra plurimillenaria storia e l'umiliazione subita dalla Serenissima Veneta Patria, occupata dalle forze italiane che la invasero 130 anni or sono senza diritto alcuno, provocando guerre, tutte d'aggressione, lutti, miseria, emigrazioni, mafia, corruzione, immoralità, deliranti ideologie politiche, e tutto in nome dell'italianità. E quando ancora non bastava l'Italia, è stato quindi concepito e attuato, e ormai quasi riuscito, un piano di annullamento e di cancellazione dalla storia d'Europa del popolo veneto, uno dei più antichi popoli del mondo, le cui tracce ancora resistono al tempo in ogni angolo del continente europeo. Il proposito finale di questo piano è far credere che il Veneto non sia altro che una comune regione di questo Stato italiano, marcio e corrotto oltre ogni limite. No, Veneti, noi non lo accettiamo. Il Veneto è una nazione storica d'Europa e tale deve ritornare ad essere, una nazione d'Europa, perché questo è il suo destino, un destino che gli appartiene da sempre. Noi non vogliamo essere tagliati fuori dall'Europa per colpa di questo Stato a sovranità limitata, nato per volontà di mano straniere e sviluppatosi aggredendo altri popoli. E a tutti quei veneti che collaborano attivamente con l'occupante italiano, noi diciamo: state attenti a non opporre ostacoli al ripreso cammino della storia, perché ricordatevi che la storia non perdona. Se adesso il Veneto sta subendo degrado morale e civile, criminalità di ogni genere, un'immigrazione arrogante e fuori di ogni controllo, una situazione economica pesantissima che lascia ormai ben poche speranze per il futuro, è tutto per tenere in vita uno Stato da sempre moralmente ed economicamente fallito, sappiate che il merito va tutto a voi, miseri lacchè, che avete osato contrabbandare la plurimillenaria storia, la dignità, l'onore e il futuro del popolo veneto in cambio di qualche manciata di denaro, peraltro sempre rubato alla nostra gente. Veneti, dopo un lunghissimo periodo di preparazione e di inenarrabili sacrifici, il Veneto Serenissimo Governo, sostenuto dai suoi indomiti patrioti, degni eredi degli immortali veneti eroi, in data 24 agosto 1996 proclamava solennemente l'indipendenza della Veneta Patria e il ritorno della legalità marciana nella Veneta Serenissima Repubblica. Il 6 settembre 1996 iniziarono le trasmissioni della Radio Nazionale Veneta con la lettura della dichiarazione di indipendenza e del proclama al popolo veneto, suscitando le prime reazioni patriottiche nel Veneto e fuori da esso, e determinando il costituirsi spontaneo dei primi gruppi veneti d'azione, che subito hanno iniziato ad invocare le venete serenissime autorità a passare rapidamente dalle parole ai fatti. Avendo preso atto della totale indifferenza al caso Veneto da parte delle forze italiane d'occupazione, che anzi ben si sono adoperate affinché la notizia non si propagasse, e in risposta all'inaudita provocazione dei programmati festeggiamenti per il 12 maggio prossimo, architettata con il solito aiuto dei lacchè locali, le serenissime autorità, nella riunione di governo del 28 gennaio 1997, hanno diramato a
tutte le istituzioni sottoposte al Veneto Serenissimo Governo il seguente ordine. Tutti i veneti che si riconoscono nella Veneta Serenissima Repubblica e nei suoi valori dovranno convergere il 12 maggio 1997 a Venezia, la capitale dei Veneti, in piazza San Marco, per bloccare l'infame quanto sciagurato tentativo da parte delle forze di occupazione e dei lacchei veneti che ad esse si sono venduti di festeggiare i 200 anni dalla cosiddetta caduta della Veneta Serenissima Repubblica. Perché se questo triste evento accadrà, sarà l'unico delirante e allucinante caso al mondo in cui un popolo, attraverso i suoi sedicenti rappresentanti, si sarà unito per festeggiare la morte della sua patria, la perdita della sua libertà e della sua indipendenza. Come si può immaginare un atto più folle e criminale di questo? Per chi ancora non l'avesse ben capito, tra noi e l'Italia non c'è e non potrà mai esserci nessuna collaborazione, nel più assoluto dei modi. Troppo l'Italia ci ha sfruttati, umiliati e presi in giro per poter anche solo pensare a un qualche tipo d'accordo. Tutto ciò che noi pretendiamo dall'Italia è che esca dai confini della veneta patria con tutti i suoi disastri e che ci lasci al nostro destino di popolo indipendente. Perché noi siamo più che convinti che questa sia la nostra unica possibilità di salvezza, verso la quale per noi veneti ci potrà essere soltanto la totale estinzione nel dilagante caos italiano. Qualcuno potrebbe giustamente chiedersi chi noi siamo e quale diritto abbiamo di pretendere tutto ciò. Noi siamo a tutt'oggi gli unici veneti che non hanno mai accettato l'occupazione stabile della nostra terra da parte dello Stato italiano e pertanto da un punto di vista storico-giuridico il Veneto Serenissimo Governo è pienamente legittimato a rivendicare l'indipendenza della Veneta Serenissima Patria e ad attuare tutti i mezzi che riterrà necessari per ottenerla. Veneti, coraggio dunque, risvegliamo il nostro antico spirito veneto e avanti, avanti per San Marco. Se veramente lo vogliamo, possiamo ancora avere un futuro per noi e per i nostri figli. Possiamo ancora risolvere una volta per tutte i problemi che ci attanagliano. Basta che riprendiamo a credere in noi stessi, nei nostri valori e nella nostra storia, quella storia che ci ha resi grandi in passato, guidando la vita del popolo veneto secondo i principi dell'indipendenza, del coraggio, della dignità, dell'onestà e del lavoro. Veneti, sostenete con tutti voi stessi il Veneto Serenissimo Governo, che si sta battendo con tutte le sue forze, senza alcun compromesso di sorta con nessuno, per riconsegnare alla nostra Veneta Patria quello splendore, quella libertà e quella prosperità che da sempre la storia ha decretato come suoi per diritto. Viva il Veneto! Viva il Veneto Serenissimo Governo! Viva gli immortali veneti eroi! Viva San Marco! 100.000 lire. Da 50 a 1000 di cilindrata salirà a 500.000 lire. La spesa a carico dello Stato per questi incentivi nel biennio 97-98 è stata calcolata in 33 miliardi, così ripartiti, 20 miliardi per il 97 e 13 per il 98. Soddisfatte le imprese. Era 2 maggio a Venezia, intanto in qualche giorno sei, no, 20 marzo 96, 20 marzo 1997. Telegiornale 1, no? Delle 8 di sera.